Cresce in modo significativo il ricorso alla parto-analgesia ad Agrigento e si consolida il ruolo di un servizio essenziale per il benessere delle future mamme. I dati relativi agli ultimi anni confermano un trend costantemente positivo. Nel 2024 sono state effettuate 849 procedure, salite a 900 nel 2025, con una copertura dell'80% dei parti spontanei. È stato un aumento progressivo rispetto al 74% del 2023 e al 68% del 2022, che testimonia la fiducia delle donne e l'elevata qualità dell'assistenza offerta. Il servizio di parto-analgesia è attivo fin dall'aprile del 2022 e rappresenta un punto di riferimento fondamentale all'interno del percorso delle nascite. La presenza continuativa di un anestesista dedicato alla sala parto operativo 24 ore su 24 garantisce la sicurezza del percorso materno-fetale, un'assistenza tempestiva e qualificata in ogni fase del parto. L'equipe anestesiologica si occupa dell'analgesia nel travaglio di parto attraverso tecniche perimidollari, analgesia peridurale, analgesia combinata, spino-epidurale, che consentono di controllare efficacemente il dolore, favorendo un parto naturale e spontaneo. In caso di parto cesareo, l'anestesista esegue l'anestesia, monitora le funzioni vitali in sala operatoria e assicura un adeguato trattamento del dolore post-operatorio. Il servizio risponde a un bisogno reale e crescente. Se per alcune donne il dolore del travaglio è affrontabile, per altre può rappresentare un ostacolo che impedisce di vivere serenamente un momento fondamentale come la nascita di un figlio. La possibilità di accedere alla parto-analgesia consente di affrontare il parto con maggiore tranquillità, consapevolezza e sicurezza. Per usufruire del servizio è prevista una visita anestesiologica dopo la 36esima settimana di gravidanza, durante la quale l'anestesista valuta le condizioni cliniche della partoriente, acquisisce un consenso informato e consapevole. A supporto di questo percorso, l'ospedale organizza regolarmente incontri formativi tra gli anestesisti e le future mamme nell'ultimo trimestre di gravidanza, con l'obiettivo di fornire indicazioni complete sull'analgesia in travaglio e sull'anestesia per il parto cesareo. Il servizio di parto-analgesia afferisce all'unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretta dal dottor Gerlando Fiorica e coordinata dalla dottoressa Rosi Alessi. Fanno parte dell'equipe degli anestesisti i medici Deborah Andoloro, Erika Barbato, Salvatore Campanella, Mauro Catania, Alessandro Dispenza, Federico Sciortino, Giovanni Guccione, Calogero Milazzo, Alice Mirasola, Pietro Mirasola, Marco Cipinti, Salvatore Lopiccolo, Pietro Pisciotto, Massimiliano Pinelli, Francesca Principato, Paolo Sgarito, Melania Vella e Andrea Vullo.